Bene, allora eccoci tornati in diretta, buona serata nuovamente a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a TV7 Match, saluto gli ospiti nuovamente, ve li presento, la dottoressa Lisa Bregantini, buonasera, storica e ricercatrice e scrittrice, buonasera al professor Carlo Fumian, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e buonasera nuovamente anche al professor Mario Coglitore che abbiamo in collegamento, buonasera professore. Allora torniamo indietro nel tempo, anni 30. Anni 30 sono il momento in cui l'Italia, secondo la politica dell'epoca, ha necessità di allargare il suo territorio per poter portare o far convergere sull'Etiopia, che era l'ultimo pezzo di Africa non ancora conquistato, ma nessuno lo voleva perché non c'aveva nulla da sfruttare, e quindi è l'idea di Mussolini di portare gli agricoltori italiani a coltivare i campi africani. Solo che questa è una menzogna, perché in realtà vuole creare, come aveva già progettato, un'economia di guerra. Cioè le aziende italiane possono svilupparsi, come sarà poi successivamente nel conflitto mondiale e quindi Hitler. L'economia di guerra era l'economia del futuro e quindi l'aumento della produzione bellica dell'industria pesante poteva essere la risorsa economica e poi vedremo anche come. Ecco, questo è il punto di partenza, quindi parliamo di come viene fatta questa colonia, questa nuova colonia annessa già all'Eritrea, all'Etiopia e alla Somalia, che faceva già parte con la Libia delle colonie italiane. Certo. E con questo diamo inizio col primo contributo per avere una visione un po' a volo d'uccello su quelli che sono stati i fatti dell'epoca e soprattutto cos'era il colonialismo in quel momento, perché c'era un momento di evoluzione del colonialismo. Vediamo. All'inizio del secolo, l'espansione coloniale di tutte le potenze occidentali aveva portato all'occupazione di vastissimi territori in Africa, Asia, Sud America e Oceania. Nazioni come Inghilterra, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio e Spagna disponevano di colonie decine di volte più grandi del loro stesso territorio. In molti paesi colonizzati sono cominciati a nascere movimenti nazionalisti e indipendentisti, destinati a cambiare il volto geopolitico del mondo. In India, nel 1932, Gandhi, con un digiuno ad oltranza, ha dato inizio ad una campagna di disobbedienza civile contro il dominio britannico. Le grandi potenze coloniali cominciano a pensare a riforme in senso autonomistico dei loro possedimenti. Per apparire sempre meno come occupanti, i compiti di gestione politica e amministrativa vengono affidati a funzionari civili, mentre i militari restano in secondo piano. Ma l'evoluzione della politica coloniale europea viene ignorata dal governo italiano. Mussolini rispolvera il vecchio piano de Bono per la conquista dell'Etiopia. L'Italia si era accontentata, si fa per dire, dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, terre prive di risorse e bisognose di tutto. Mussolini, per cercare di arginare l'emorragia della nostra emigrazione, guardava alle colonie come a una valvola di sfogo dell'espansione demografica. Il suo interesse era volto verso l'Etiopia, dove l'Italia avrebbe potuto trovare un posto al sole. Il famoso posto al sole, no? Il posto al sole perché anche l'Italia aveva, come dire, aveva diritto, no? Cioè, perché solo gli altri e non l'Italia? Mussolini, come dire, reclama il diritto, tra virgolette, di annettersi e dà uno sguardo già presenti, come giustamente si diceva, in Somalia e in Eritrea, si guarda all'Etiopia, dottoressa Bregantini. Sì, in realtà l'interesse italiano per l'Etiopia ha origini, come sappiamo, più antiche del 1934. Ricordiamo la sconfitta di Adua nell'896, ma anche dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la conferenza di pace, i diplomatici italiani mettono in campo il discorso Etiopia, anche
per una serie di fatti, uno molto pratico, che le due colonie, Eritrea e Somalia, sono distanti e vanno collegate, ma non dobbiamo mai dimenticare che il campo coloniale non è solo un campo dove si esercita la potenza degli stati, ma si esercita anche la diplomazia degli stati molto spesso, anche per evitare conflitti europei, e lì si gioca per una partita a tre molto importante fra Italia, Francia ed Inghilterra, dove l'Inghilterra fa un pochino da arbitro fra le due chiamiamole due vicine di casa, per cui l'Etiopia non è solo un posto al sole, non è solo un'ipotesi di appunto arginamento della fortissima immigrazione italiana, ma è anche un modo di fare politica estera. Diciamo che nel 1932 ricompare sugli spalti della politica estera italiana per una serie di motivi, senz'altro anche per uno status quo in Europa. Poi quando realmente si comincia a preparare la campagna, che quindi dal 1934 in avanti si comincia a preparare la campagna, lo scenario europeo è cambiato, gli equilibri si stanno muovendo e Mussolini ha bisogno non solo del suo impero, ha bisogno di un successo importante per reificare quella che era la sua politica, e trova questo spazio in modo anche sforzando una diplomazia soprattutto francese, che si era già intimorita del riemergere della Germania. Ma nel 1935, quando nel 1934, quando si incontrano con l'ambasciatore francese in Italia, eccetera, non c'è un sollevamento, anzi c'è un accordo sul colonialismo, e quindi la Francia non è contraria. Da subito sì, è l'Inghilterra che si dimostra sempre contraria. Diciamo che l'Inghilterra non è che si dimostra sempre contraria, l'Inghilterra diciamo ha un tace sostanzialmente, è l'opinione pubblica inglese che forza la mano al governo inglese più che il governo stesso. Invece la Francia ha un esplicito accordo del gennaio del 1935 con l'Italia, esatto, perché non ci siano ingerenze. Sì, di non ingerenze, in cambio però l'Italia affiancherà, o comunque promette di affiancare, la Francia in un eventuale diciamo ritorno di fiamma della Germania, per cui ci sono degli specifici impegni anche militari che vengono presi in quell'occasione. Bene. Allora, professor Fumian, a Mussolini serviva l'Etiopia? Perché? Certamente serviva a Mussolini, non serviva all'Italia. Tutta la politica coloniale italiana è una storia di sostanziali fallimenti e di giganteschi sprechi. Tra l'altro tutta l'avventura africana degli anni 30 arriva in totale controtendenza rispetto ai processi storici generali. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, con i 14 punti di Wilson, con la nascita delle società delle nazioni, l'idea stessa dei possedimenti coloniali comincia a sfarinarsi, comincia a incrinarsi, quando sulle ceneri dell'impero ottomano vengono attribuiti territori all'Inghilterra e alla Francia, la sparizione dell'impero ottomano, che poi dà vita, come dire, alla Turchia solo nella penisola anatolica, questi sono dei mandati della Società delle Nazioni, cioè un impegno che questi paesi anticamente coloniali, degli imperi coloniali, ovviamente la Francia è una repubblica, ma questo comunque colonialmente si può definire così un'espansione imperiale. Questi assumono appunto il mandato di condurre all'indipendenza e a quei territori. Quindi l'idea coloniale è già compromessa, con la crisi degli anni 30 diventerà ancora più compromessa, quindi questa controtendenza italiana degli anni 35-36 appare veramente fuori
da una strategia che non sia quella dell'avventurismo politico e della ricerca di vantaggi. Se voi vedete la carta geografica vi rendete conto che l'idea assolutamente forsennata era quella di ricongiungere poi Libia ed Etiopia in qualche modo. Naturalmente questo era impensabile, passare sopra il Sudan e l'Egitto, che ormai è diventato indipendente, eccetera. Quindi assolutamente velleitario. Aggiungo solo una cosa, poi taccio. Chiedo scusa, l'Etiopia è vero che non aveva risorse, anche per questo è sempre stata catastrofica la scelta coloniale italiana, ed era una menzogna quella della demografia. L'Italia non aveva nessun bisogno di esportare, non erano troppi, erano sottooccupati, perché il regime agricolo italiano, il sistema della proprietà terriera italiana del post unitaria è sempre stato fortemente squilibrato. E nessuno la vuole, perché fin dall'inizio della Scramble for Africa, della grande corsa, le due macchie bianche che vengono rispettate sono la Liberia, perché c'è dietro il progetto di Monroe di liberare gli africani, di liberare i neri, gli ex schiavi, e di riportarli e di far sì che loro possano ricreare uno Stato indipendente, un'altra storia catastrofica, e l'Etiopia, che è un impero arretrato ma strutturato, con una dinastia, per di più una dinastia cristiana. Sì. E quindi questo fa sì che l'Etiopia venga in qualche modo risparmiata tant'è vero che poi l'Etiopia fa parte della Società delle Nazioni. Certo. Ecco. Allora, professor Coglitore, allora una necessità, quello che mancava a Mussolini era il casus belli, possiamo dire così? Guardi, non la sentiamo, non la stiamo sentendo. Allora, guardi, abbiamo un problema tecnico col collegamento. Allora, noi vi proponiamo allora un contributo proprio che riguarda diciamo così, il casus belli, perché il Regno d'Italia aveva bisogno ovviamente di una motivazione per entrare in Etiopia. Vediamo. Contributo numero 2. Ragioni interne e ragioni internazionali inducono quindi Mussolini a stringere i tempi di un attacco all'Etiopia, sebbene negli anni 30 una guerra coloniale appaia anacronistica. 5 dicembre 1934. Un incidente per l'approvvigionamento di acqua alle fonti di Wal Wal sul confine tra l'Etiopia e la Somalia italiana è il pretesto che Mussolini coglie per accelerare i tempi della guerra. In un promemoria del 30 dicembre 1934, indirizzato alle autorità del regime, il duce scriverà: il problema dei rapporti italo-abissini è diventato un problema di forza, un problema storico che bisogna risolvere con l'unico mezzo col quale tali problemi furono sempre risolti, con l'impiego delle armi. Ecco, questa è la motivazione sostanzialmente che poi sarà, tra virgolette, cavalcata per giustificare l'invasione dell'Etiopia. Non so se adesso il professor Coglitore... Mi sentite adesso? Sì, adesso sì, eccoci qua. Perfetto. Adesso spero che si senta. Sì, allora, leggerei la guerra di Etiopia come... allora, io credo da due punti di vista. C'è il tema forse il falso problema dell'espansionismo e del posto al sole, ma è soltanto, forse questa è veramente soltanto propaganda. Nei rapporti internazionali dell'epoca, evidentemente i rapporti con la Germania, soprattutto, forse spingono Mussolini a alzare la testa e in qualche modo partecipare anche lui come può, e potrà in maniera molto efficace, alla vicenda colonialista, e quindi a prendersi quella terra. Tra l'altro per lui forse il problema non è anche quello di unire in qualche modo in un unico territorio, e poi il Corno d'Africa, se guardiamo la carta geografica, sia l'Eritrea che parte della Somalia. No, abbiamo un problema con il collegamento, professore, abbia pazienza, adesso vediamo di... Chiedo scusa, ma io sto parlando sul microfono, mi sentite adesso? Sì, no, per sentirla c'è che ogni tanto sparisce la voce. Allora prego. Magari forse... Prego. Così mi sentite? Sì. Chiedo scusa, allora, due prospettive che si intersecano, quella
il piano dei rapporti internazionali e d'altra parte anche la necessità di siamo nella fase in cui il regime sta raggiungendo il massimo dei vertici del consenso, e anche un problema interno sicuramente, che è quello di spingere verso una ipotesi di guerra nazionale fascista, che io preferirei forse chiamare più nazionale che fascista, ma su questo eventualmente ne possiamo parlare. E questo consolidamento avviene anche attraverso l'esperienza etiopica, naturalmente, ed è davvero per molti aspetti una guerra totale, sotto molti punti di vista, perché è una guerra che permette a Mussolini intanto di impiegare, forse per l'unica volta direi, credo, delle forze militari che coerentemente invadono un territorio. Infatti c'è un dispiegamento che vale intorno ai 73 miliardi, credo, di lire all'epoca, di investimenti che lui fa. È un processo, è un investimento in perdita, direi, perché poi che cosa guadagna alla fine? Certamente una posizione a livello internazionale, e quindi a questo punto l'Italia diventa un problema sotto molti punti di vista, e contemporaneamente avvia anche un proficuo rapporto con la Germania nazista. Questi sono i due assi, questi sono i due elementi caratterizzanti di quella guerra. Dal punto di vista interno è chiaro che il consenso in qualche modo è un problema per Mussolini, e con questo esperimento, che poi sarà tragico sotto molti punti di vista, effettivamente riesce ad animare meglio lo spirito italiano in qualche modo, e a consolidare il regime, ma anche una certa idea di Italia che, per come la vedo io, sopravvive ampiamente anche al fascismo. Adesso naturalmente sto sintetizzando, se abbiamo tempo poi lo vediamo meglio. Quindi è una vicenda che è straordinariamente contemporanea e straordinariamente moderna, anche per lo stesso atteggiamento che l'Italia fascista e anche lo Stato Maggiore dell'Esercito, insomma tutti coloro che parteciparono a quel tragico evento, luttuoso per molti aspetti, contribuirono. Spero che sia un attimo. Adesso ci torniamo. Ecco, io volevo chiederle l'aspetto economico, perché spesso si racconta la storia un po' con le parole, ma in realtà la storia è fatta di numeri di soldati, numeri di costi della guerra, e se questa guerra fatta a distanza di migliaia di chilometri avrebbe costato molto di più che non una guerra di confine come nel caso di Hitler. Hitler fa una guerra di confine, quindi facilmente raggiungibile. Parliamo di centinaia di navi che vanno verso la Somalia e l'Etiopia per poi creare quell'esercito di 500.000 di soldati, trasportati anche questi, perché una parte era lì, ma non era un esercito organizzato, e quindi è un costo. Quanto incide? L'Italia poteva permettersi una guerra solo, era già prevedibile il costo, poi si aggiungeranno altri costi non previsti, era prevedibile, era in grado di sostenere questi costi. E come fa per trovare i soldi? Allora, ci sono dunque gli anni crisi del 29, periodo di forte stagnazione, e certamente la necessità di aprire ad altri eventuali possibili mercati, ma si tratta semplicemente poi di farsi finanziare. I gruppi industriali italiani volentieri finanziano Mussolini, anche i gruppi, anche gli Stati Uniti in qualche modo, e certamente la Germania nazista finanzia molto, anche se contemporaneamente finanzia anche la resistenza etiopica, chiamiamola così. In quel momento la scelta era opportuna per molti motivi, probabilmente c'è il rischio di spendere molto di più di quanto non si possa guadagnare, e questo è quello che succede a tutti gli effetti. Secondo me però prevale l'ipotesi imperialista, e quindi la spinta era quella in quel momento. Non so adesso quanto avesse calcolato esattamente i costi, questo è probabile, che l'abbia fatto, ma le necessità in quel momento, anche rispetto ai rapporti internazionali e all'intreccio dei rapporti internazionali, in qualche modo prevaleva. Chiudo soltanto dicendole: Hitler non aveva bisogno di fare assolutamente guerre imperialiste, perché l'unica guerra veramente imperialista che fa è all'interno dell'Europa, perché la colonizza
quasi tutta, no? E tra i grandi colonizzatori d'Europa. Dopo che gli europei hanno colonizzato mezzo mondo, a loro volta vengono colonizzati dalla potenza nazista che, come sappiamo, poi verrà sconfitta, ma insomma con più di una difficoltà. Per Mussolini in quel momento l'ipotesi di uscire dai confini era, come dire, estremamente interessante e probabilmente foriera di effetti più che di carattere economico, quindi di guadagno in senso immediato, dal punto di vista del rilancio del consenso. E su questo, questo credo che sia uno dei punti chiave della dopo ne parliamo, professore. Adesso le faccio un'obiezione, poi ci pensi, casomai mi risponde, ma il consenso è la giustificazione della guerra, non è il consenso la motivazione della guerra, è la giustificazione. Entrare in guerra vuol dire mettersi nella posizione di spendere soldi che non aveva. Scusate, io parlo sempre un po' così terra a terra per far spiegare ai nostri telespettatori, perché la trasmissione è rivolta a loro. Io non vado a fare un mutuo se non ho i soldi, so che non posso pagarlo, anche se gli americani giustamente ci hanno azzerato i debiti di guerra della prima guerra mondiale, è vero, anche se abbiamo la crisi del 29 che ci tiriamo dietro, non è che siamo fuori. L'America era totalmente invasa dalla crisi, la Germania abbiamo visto, sarà la possibilità di Hitler di andare al potere proprio sulla base di questa crisi. Però vorrei la sua opinione in merito all'aspetto finanziario della politica di Mussolini, soprattutto nel settore eritreo. L'Italia si sa che non era e non è un paese ricco, però era anche una dittatura allora e uno Stato sceglie dove spenderli. Il problema diciamo così maggiore dell'Italia non era se indebitarsi e fare una guerra che riteneva opportuna, era evitare di farne due, che non sarebbe stato in grado di supportare. Due in che senso? Nel senso che il suo grande problema era la posizione dell'Inghilterra, che se l'Inghilterra avesse scelto di entrare in gioco in modo più pesante si apriva un altro fronte che era un fronte assolutamente insostenibile. Credo che l'Inghilterra non avesse nessun problema di entrare cioè non voleva assolutamente entrare nel conflitto, così come la Francia. E con la stessa posizione hanno nei confronti di Hitler più tardi. Sì, ma questo non significa che quando si pianificano i piani di battaglia, si pianificano le spese, non si tengano conto anche di quelle che possono essere le eventualità. Perché è molto più facile oggi dirlo, allora non era così. E quindi, allora, adesso abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo su questo fattore proprio perché l'Italia entra in guerra sapendo di dover spendere una cifra che non è in grado di assolvere, e poi vedremo perché.